Buongiorno Renzo. Buongiorno signor Maggi, lei, anzi professor Maggi, lei è sempre un grande amante e cultore delle beltà della provincia di Rovigo, in particolare del Basso. Allora, io sono Basso Polesine eccentrico, me lo dici sempre, me lo fai sempre notare. No, più che altro è lei che me lo, è lei che me lo spiega. Spiego, siamo stati poche ore fa dall'amico Viaro, che è il sindaco di Lendinara. Bel personaggio e bella città. Visto che è al di sopra di ogni sospetto, nel senso che non è in campagna elettorale, possiamo dirlo, persona che è innamorato del suo paese e ha dimostrato le votazioni di poco tempo fa, che quando un sindaco ama il suo paese la gente lo premia. Vedi Pizzoli. Vedi Pizzoli e altri. Quindi, su queste elezioni, in particolare Pizzoli, che negli ultimi 5 anni, cioè tutta la legislatura, a me piace dire una battuta in dialetto veneto, il sindaco di Portotolle andava in giro, che io conoscevo anche a Mussa de Strazzaro, cioè lui era in ogni dove. Ecco, però in campagna elettorale ad Adria un senatore di Fratelli d'Italia, che come si chiama non mi ricordo più, vabbè, ha detto la cosa giusta, il senatore che è responsabile De Carlo, segretario regionale, ha detto una cosa giustissima: se un sindaco è sempre presente e si sa far voler bene, quando fa l'errore che tutti i sindaci inevitabilmente fanno, te la perdonano più facilmente. Ha ragione. È una grande verità, quindi qualche sindaco che un pochino se la tira nel suo ruolo dovrebbe fare tesoro di questo discorso qua. Sì, questo riguarda molto i sindaci, perché c'è la elezione diretta, riguarda anche molti della politica, mi permetta, della seconda repubblica, è vero, che pensano di essere assisi nel loro scranno perché sono stati indicati da Dio, però insomma diciamo che una buona preparazione non guasterebbe. E qua studiare. Ritorniamo al discorso della Prima Repubblica, di cui tu sei affezionato e giustamente sei un cantore. Abbastanza, un cantore. Allora, Polesine, alto, medio e basso. L'abbiamo detto prima, siamo stati poche ore fa a Lendinara. Tra l'altro io, che sono Basso Polesine eccentrico, non conoscevo, bellissima città, con una cultura, una storia, eccetera, eccetera. Quindi perché non si conosce, come quelli di Lendinara non conoscono il nostro territorio? Ieri mi ha chiamato, sarebbe giusto dire mi chiamò. Sì, dopo invece abbiamo sempre... Tutte e due. Mi ha chiamato uno di Rovigo e fa, fammi piacere, tu che sei a Taglio di Po, fai un salto a Baricata, poi dopo vai a Rosolina e poi fai un altro piacere e vai fino a Chioggia. Ho detto, guarda che fa sto tragitto. Lui pensava che fossero le frazioni del comune di Rovigo. Guarda che fa sto giro qua, sono 120 km. Ecco, tanto per capire che anche l'Alto Polesine non sa niente del Basso Polesine. Diciamo che sono pochi. E viceversa. Allora, perché non ci conosciamo? Perché proprio non ci apparteniamo? No, mi consenta, questa è una domanda più bella ma anche più intrigosa di quelle delle molte dei nostri spritz, perché è vero, io per esempio ho fatto, poi è venuto il Covid, allora mi sono fermato, ma ho fatto almeno negli ultimi 2 o 3 anni una decina di corriere, di gite di amici che altopolesani facevano una corriera e voi fate la corriera che io vi faccio da guida turistica, da Cicerone, e vi spiego la storia Adria, gli Etruschi, cioè come si è formato il delta del Po, eccetera, e mi rendevo sempre conto di come sia una minoranza che conosce l'intera provincia. Non è che non si vuole, secondo me è una lacuna che esiste da colmare, magari partendo dalle scuole o con un progetto specifico che potrebbe per esempio fare l'amministrazione provinciale se avesse un assessorato alla cultura. È vero. Perché lei ha detto bene, a lei per esempio è piaciuta moltissimo Lendinara, che è il primo dei comuni
su cui ci soffermeremo in Alto Polesine, perché Lendinara, Fratta, Badia Polesine, Giacciano con Baruchella, Ficarolo, Castelmassa. A Castelmassa agli inizi vicino all'anno 1000 ci fu la famosa battaglia del Sale, quindi Sì, c'ha una valenza storica che io personalmente non conosco. Che noi non diciamo, è un problema, mi permetta, è un problema di cultura, di volontà di trasferimento, perché la cultura del proprio territorio non è appannaggio solo dei professori di scuola o universitari, dovrebbe essere appannaggio di molti. Però questo complesso di inferiorità che noi ci portiamo polesani, in particolar modo bassopolesini, non potrebbe essere superato con una conoscenza della nostra storia. Faccio un esempio: Ariano nel Polesine, San Basilio era una delle stazioni più importanti dal 700 a.C. fino al taglio di Portoviro. Quindi... Mi consenta, professor Maggi, lei ha detto una cosa su cui io non concordo. Non esiste il nostro concetto di inferiorità. Noi non siamo inferiori a nessuno. No, tu dici no, è già 2 volte che ci scontriamo su questo. Sì, perché io ritengo che dobbiamo, se anche ci fosse, lo dobbiamo vincere, dobbiamo assecondare. Su questo hai ragione, però è un luogo comune, ma è una grande verità, che molto spesso affidiamo le nostre speranze e anche i nostri soldi a gente che viene da fuori. È vero? Sì. È vero. Questo siamo un po' malati di esterofilia. E molto spesso chi viene da fuori poi ne approfitta e non dà quello che riceve in cambio. Molto spesso scappano. Diciamo che la nostra cultura, che è una cultura contadina legata al mondo della terra, quindi legata a coloro che lavorano e non a coloro che pensano di come sfruttare il prossimo. Di questo risente, gliene do ragione, gliene do atto, però lo dobbiamo vincere con una spiegazione. Il nostro è sempre un problema di cultura. La provincia di Rovigo deve credere di più in se stessa. Sì, ma poi probabilmente per credere di più in se stessa deve conoscerla. Perché per esempio la storia del Sale, la battaglia del Sale di Castelmassa non la sapevo, tante cose che ha fatto vedere oggi il sindaco di Lendinara non la sapevo, come probabilmente il sindaco di Lendinara non sa tante cose sul Bassopolesine e viceversa, quindi giustamente hai detto tu, ci vorrebbe un assessorato alla cultura della provincia, forse ci vorrebbe ritornare ancora alla provincia di una volta. Bisognerebbe tornare alle province di una volta e bisognerebbe ricavare una nicchia che vada continuamente, di persone che vanno continuamente in giro per la provincia a spiegare chi siamo, da dove veniamo, esatto, e dove potremmo arrivare. E dove potremmo arrivare, bravo. Chi siamo? Chi siamo, professor Maggi? Polesani. Siamo polesani e dovremmo esserne orgogliosi. Posso dirle, noi lo siamo, posso dirle però una cosa. Il termine fuori di Rovigo, il termine polesano, dovremmo dire Rovigo, perché il termine polesano evoca fuori dalla nostra provincia un territorio insicuro, ponti insicuri. Perché? Perché rievoca ancora questa storia del 51, basta. Ecco, bisogna che cambiamo anche i termini. No, ci abbiamo marciato un pochino noi. Mamma mia. Ci abbiamo marciato. Purtroppo questo noi volar basso è la nostra caratteristica. Purtroppo questo le do ragione. Magari pianzarsi addosso. Bravo. Probabilmente è retaggio culturale contadino. Cari telespettatori o spettatori o radiospettatori o telefono spettatori, dobbiamo dire una cosa, dobbiamo smettere di piangerci addosso. Guarda, smettere. Intanto che parliamo, sì, io volevo fare un movimento che si chiama, faccio vedere il logo adesso magari dopo nel montaggio, sì? Che si chiama Polesani tiriamocela. Sì. Ricorda qualcos'altro, cioè ci si presta a ecco, tu vedi che ci metti sempre la malizia. Pena. Vabbè, quindi comunque Polesani siamo uno dei posti più belli del mondo e rendiamoci consapevoli di questo. E siamo felici di esserlo. Alla vostra.
Questo spettacolo è orribile. Ma Ventoso, Disgustoso. ci torniamo ancora? Sicuro.